Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic ha suscitato un notevole interesse pubblico e giuridico, non solo per le circostanze misteriose che circondano la sua morte, ma anche per le complesse dinamiche legali e forensi che si sono sviluppate intorno ad esso. Il 17 ottobre 2022, il medico legale Raffaele Barisani, consulente del marito della vittima, Sebastiano Visintin, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative riguardo ai segni riscontrati sul volto di Liliana. Barisani ha definito tali segni come modesti, affermando che non avrebbero potuto in alcun modo essere collegati a una causa di morte. Tuttavia, ha anche suggerito la possibilità che queste lesioni potessero essere il risultato di un'aggressione perpetrata da terzi. Questa interpretazione ha sollevato interrogativi e ha reso necessario un ulteriore approfondimento da parte degli esperti incaricati dalla procura. Le considerazioni di Barisani sono state inviate a Fulvio Costantinides, il medico legale che ha esaminato il corpo di Liliana il 5 gennaio 2022, giorno in cui il cadavere è stato rinvenuto in un bosco ai margini dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Costantinides, insieme al radiologo Fabio Cavalli, era stato incaricato di redigere la prima relazione medico-legale. È interessante notare che Barisani è stato l'unico medico legale a fornire osservazioni dirette al suo collega. Nel frattempo, un'altra consulenza medico-legale, firmata da Vittorio Fineschi e Stefano De Rico, era stata presentata dall'associazione Penelope, che supporta il fratello e la nipote di Liliana. Anche questo documento ha interpretato i segni sul volto della donna come segni di violenza, sostenendo l'idea che le lesioni fossero state inferte da terzi. Nella prima relazione medico-legale elaborata dai consulenti della procura, Barisani ha osservato che si ipotizzava un suicidio, nonostante non ci fossero evidenze chiare di un intervento di terzi. Egli ha espresso preoccupazione per la mancanza di chiarezza e ha sottolineato che, se Visintin avesse avuto qualcosa da nascondere, le conclusioni della relazione sarebbero state più che sufficienti per chiudere il caso. Con l'assistenza del legale Paolo Bevilacqua, Barisani ha chiesto che venisse fatta chiarezza sui segni sul viso di Liliana, che il medico legale continua a ritenere siano stati causati da qualcuno. Barisani ha anche manifestato le sue perplessità riguardo all'ipotesi del suicidio, affermando che non ci si toglie la vita in quel modo e definendo tale possibilità quantomeno improbabile. Dopo la richiesta di archiviazione del caso da parte della procura, Bevilacqua ha presentato opposizione, chiedendo ulteriori analisi non solo sugli abiti e sugli accessori indossati da Liliana, ma anche sui sacchi neri trovati sul suo cadavere. Ha richiesto un riesame completo del materiale anatomopatologico e istologico per chiarire definitivamente se la causa della morte dovesse essere considerata suicidiaria o omicidiaria. È importante ribadire che la causa ufficiale della morte di Liliana è stata identificata come asfissia. Anche qualora si confermasse che le lesioni siano state inflitte da terzi, esse non sarebbero state letali. In risposta alle ultime indiscrezioni emerse, l'avvocato Bevilacqua ha dichiarato di non poter commentare i risultati della consulenza legale finché non fosse stata depositata ufficialmente. Ha confermato di aver avuto contatti con i suoi consulenti, Barisani e Garofano, i quali avrebbero comunicato che gli esiti potrebbero differire da quelli della consulenza di Costantinides. Nonostante le divergenze, Bevilacqua ha espresso fiducia nel processo, evidenziando la disponibilità e la cooperazione della famiglia di Liliana. Un altro aspetto cruciale rimane la data della morte di Liliana Resinovic, un punto centrale nell'indagine. Il giudice per le indagini preliminari, Luigi Dainotti, ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, chiedendo una nuova relazione medico-legale che fornisse maggiori certezze sulla tempistica del decesso di Liliana Resinovic. Questo aspetto è fondamentale per l'intera indagine, poiché la data della morte potrebbe influenzare notevolmente le conclusioni relative alle circostanze del decesso. La questione della causa della morte rimane centrale, con contrasti tra le varie consulenze medico-legali. Mentre alcuni esperti parlano di suicidio, altri sollevano dubbi sulla plausibilità di tale ipotesi, suggerendo invece un possibile intervento di terzi.
Questa diversità di opinioni ha portato a una crescente richiesta di ulteriori indagini e analisi forensi per chiarire definitivamente le circostanze della morte di Liliana. In aggiunta, la questione dei segni sul viso e sul corpo di Liliana ha alimentato il dibattito pubblico e ha sollevato interrogativi sulla possibilità di violenza pregressa. La famiglia di Liliana, assistita dall'avvocato Bevilacqua, continua a cercare giustizia e chiarimenti, sperando che le nuove analisi possano fornire risposte definitive e contribuire a fare luce su un caso che ha colpito profondamente la comunità. In conclusione, il caso di Liliana Resinovic rappresenta un intricato intreccio di elementi giuridici, forensi e sociali, e la ricerca della verità continua a essere una priorità per la famiglia, gli esperti e le autorità coinvolte. La speranza è che le indagini in corso possano infine portare a una risoluzione chiara e giusta per questa tragica vicenda. L'Abruzzone, a differenza di altri, dà almeno segni di leggera virata rispetto alle opinioni degli ultimi 2 anni, perché anche lei comunque non era partita male sul caso, mentre altri presunti esperti, anche ieri si sono esibiti a porta in affermazioni circensi che hanno lasciato molte persone a bocca aperta, e speriamo che prima o poi debbano rendere conto e possibilmente debbano cambiare mestiere. Ci sono segni e lesioni prodotte da terze persone. La prima perizia aveva invece escluso l'azione di terzi. Non credo che questo sposti granché la situazione perché, di fatto, l'unica cosa certa che sappiamo è che la causa di morte resta quella individuata dal primo medico legale, cioè una causa asfittica, da soffocazione. E questo con la lesività individuata c'entra molto poco. Il problema è comprendere anche a quale epoca risalirebbero queste lesioni. Mi pare di capire, ma è una mia intuizione, che verrà confermata anche l'epoca della morte, che sarebbero molto prossima al ritrovamento della salma, perché in questa vicenda il primo problema da risolvere è se il corpo è stato congelato o meno, un elemento che non mi pare possa essere dimostrato. Ragion per cui l'epoca della morte va ricondotta ai giorni subito precedenti il ritrovamento. Un altro interrogativo è quello sul luogo dove potrebbe essere stata la donna per i circa 20 giorni trascorsi tra la scomparsa e il ritrovamento del corpo, perché non può essere rimasta da sola perché nessuno l'ha mai vista in giro, era in buono stato nutrizionale, quindi ha sicuramente mangiato, e si è potuta lavare perché addosso aveva indumenti abbastanza puliti, non può essere rimasta in giro a vagare, qualcuno deve averla ospitata e sostenuta. Lo scenario ipotetico che potrebbe prospettarsi è quindi quello di un primo allontanamento volontario e che sia stata insieme a un soggetto ignoto per 18-20 giorni. È possibile che a questo punto sia successo qualcosa tra lei e questa persona e potrebbe averla aggredita con i colpi al volto che però non sono assolutamente compatibili con la causa del decesso. Lei potrebbe aver avuto un malore e l'altra persona, convinta che fosse morta, abbia inscenato un suicidio. Un'ipotesi che io feci già all'inizio perché quella dell'omicidio dovuto ad altre cause non la ritengo, francamente non la trovo possibile. L'unica alternativa al suicidio potrebbe essere questa. La causa asfittica è infatti poco traumatica, nel senso che è come se lei fosse stata posta in una situazione di soffocazione mentre aveva il respiro già diminuito. Ed essendo in condizione di minorata difesa, non abbia potuto strapparsi via i sacchetti. È l'unica alternativa che mi viene in mente con gli elementi che sono a disposizione, però non sarà banale che la procura vada in questa direzione. Dimostrare che lei sia stata con qualcuno è difficile, e questo qualcuno potrebbe non essere il marito perché all'epoca della scomparsa era un sorvegliato speciale. Non tanto dalla polizia, ma dai giornalisti che lo seguivano ovunque. Tutto può essere, però mi pare improbabile che possa essere lui l'uomo del mistero. È possibile che lei, davanti al bivio di dover decidere tra il marito Sebastiano e Claudio, non se la sia sentita e si sia allontanata. Su qualcuno però ha dovuto contare per forza di cose,
In quei giorni Liliana non era da sola, rimane il grosso problema di collocare questa donna in quei 20 giorni in un luogo specifico e con una persona specifica, il che è un passaggio tutt'altro che scontato. Dalle indagini non sono mai emersi elementi a riguardo. Ora, se la procura rimane sulla pista del suicidio, il luogo dove Liliana è stata in quei quasi 20 giorni può rimanere misterioso. Laddove invece si privilegiasse la possibilità che Liliana possa essere stata aggredita in un'epoca immediatamente precedente il decesso, a quel punto potrebbe virare su un'indagine più mirata su questo aspetto. Tutto dipenderà da cosa verrà scritto sulla perizia e su quanto certa può essere ritenuta l'ipotesi dell'aggressione. Se è interpretabile solamente in questa direzione, è un discorso. Se è anche astrattamente riconducibile ad altre possibilità, la vedo complicata. Questa vicenda ha dei margini di incertezza elevati e insanabili. Io penso che la verità su questa vicenda la conosca solo Liliana, e se l'è portata con sé, e se davvero esiste questa terza persona, a oggi non ha nessun vantaggio a farsi avanti. Escludo che a 3 anni dai fatti lo faccia volontariamente. È chiaro che è stata molto abile a mantenere assoluta riservatezza. Nella vita di Liliana non c'è traccia di questa persona, né nei suoi contatti. Non ci sono assolutamente elementi che possano tracciare l'esistenza di un soggetto con cui lei potesse avere una confidenza tale da rivolgersi in un momento così particolare della sua vita. Non è che ci fosse molta gente intorno a Liliana, lei non si confidava con nessuno. La storia con Sterpin non l'aveva mai rivelata a nessuno, nemmeno le persone a lei più vicine, gli amici, la cugina o il fratello, ed è anche possibile che abbia nascosto altro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.